Eder, Mech, Pallister. L'indagine va avanti, ma ci sono dei passi importanti, ci sono delle novità. I passi in avanti significativi, ci sono 25 punti che un giudice, quindi un soggetto terzo, sia pure ancora in una fase che riguarda le indagini, ha detto che devono essere sviluppati. Questo è molto significativo. Tra l'altro bisogna rifare ex novo tutta la medicina legale, che non è poca cosa. Partiamo da un dato. Ancora una volta si ritiene fondamentale la medicina legale. Nella fase delle indagini per oltre un anno abbiamo aspettato una medicina legale che doveva dipanare questa intricata matassa, però poi in realtà la consulenza della procura è stata la montagna che ha partorito un topolino, tra l'altro anche deforme. Noi l'avevamo sempre detto che non era quella la strada che avrebbe portato in paradiso, perché quella medicina legale non dava dei risultati scientifici. Io lo dico con estremo rispetto riguardo ai professionisti che hanno elaborato quella relazione, però in realtà chiunque si occupa di questa materia nell'ambito delle indagini del penale poteva accorgersi che c'erano tutta una serie di lacune, di vulnus che non potevano dare delle risposte. Tant'è che la stessa procura, dopo aver atteso tanto tempo, a un certo punto nel provvedimento dove richiede l'archiviazione dice bene, a me non interessa quale giorno è morta perché io non ho trovato dei reati, io sono un organo di Stato che deve dimostrare l'esistenza di reati, non ci sono reati, quindi a me non interessa né quando è morta né perché si è suicidata. Questa è un'altra cosa che viene contenuta. In realtà il giudice dice beh, fermiamoci un attimo, andiamo a vedere perché è morta, come è morta, quando è morta, è invece fondamentale. Però accanto alla medicina legale noi dobbiamo anche legare in una vicenda indiziaria dove mancano delle prove oggettive. Noi qui non troveremo mai un DNA che da solo, come è successo nel caso, faccio un esempio, di Chiara Cambilasio, quel DNA da solo, a prescindere da tutte le altre valutazioni, da tutti gli altri indizi, da solo è una prova certa che conduce. Quindi è facile fare gli investigatori quando ci sono le prove oggettive, quelli li sappiamo fare tutti. In questo caso, ed è una logica che non si può vincere, se vogliamo arrivare alla soluzione del caso dobbiamo mettere insieme tanti tasselli, anche tasselli che da soli forse non dicono nulla, che magari però incollati con altri pezzi indiziari validi che non siano illazioni ma che abbiano un valore indiziario, possono dare un quadro di insieme completo, globale, unitario, che può portare, pur in assenza di pistole fumanti, alla risoluzione del caso. Allora io dico, stiamo tutti aspettando e salutando la professoressa Cattaneo come la panacea che risolve tutti i mali. Io non sono assolutamente d'accordo, perché la professoressa Cattaneo, che tra l'altro, sotto questo profilo mi sento di ringraziare la Procura di Trieste, perché noi in una integrazione che abbiamo fatto alla nostra opposizione abbiamo stimolato l'incarico alla professoressa Cattaneo, consegnando anche un elaborato che in passato la professoressa, che noi di Penelope conosciamo molto bene, un elaborato che aveva portato ad una esumazione di un cadavere in un caso abbastanza noto dopo un paio di decenni per verificare le lesioni. Quindi noi la ringraziamo, la Procura, per aver sotto questo profilo condiviso un percorso. È stato deciso se il corpo sarà riesumato come tutti si augurano? A noi non risulta, non abbiamo avuto comunicazioni in tal senso, sappiamo soltanto da indicazioni, da notizie giornalistiche, che è stato dato l'incarico alla professoressa Cattaneo. Noi sappiamo che hanno sentito dei testimoni e stanno facendo delle analisi tecniche su alcuni dispositivi. Allora, quando io dicevo questo è per dire una cosa, e poi vengo al concreto, iniziamo a parlare di cose concrete.
La scienza, quando non dà risposte precise e dirette, come può essere un DNA di Bossetti, senza il fatto è aria fritta, perché la professoressa Cattaneo, di cui riconosciamo noi tutti i meriti, se non ha materia per poter dare delle risposte valide e certe, dirà che non ci sono delle risposte. Non tutti i casi che sono stati trattati dalla professoressa Cattaneo si sono risolti. Qua non ci sono due squadre, quella del suicidio e quella dell'omicidio. Qua ci deve essere una sola squadra, che è quella della verità. Noi questi risultati un po' incerti della medicina legale li dobbiamo legare ai comportamenti, agli atteggiamenti, alle circostanze che ci sono. Quindi la medicina legale deve essere poi legata anche al fatto, a quello che è successo, a come si sono comportate le persone. I fatti concreti sono sia fatti che riguardano Sebastiano Visintin, sia fatti che riguardano Claudio Sterpin. Fatto una premessa che io come Nicodemo Gentile, ma neanche Sergio ce l'ha con nessuno, noi non vogliamo nessun colpevole, non vogliamo la testa di nessuno, però vogliamo che ci sia un'indagine completa, perché c'è una donna, e non bisogna mai dimenticare, che è stata buttata lì come un giocattolo rotto in un freddo prato di Trieste il 14 di dicembre con quelle modalità rocambolesche che sinceramente non convincono nessuno. Vediamo alle cose concrete. Allora, Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin sono le persone che dicono, e giustamente ne hanno titolo a diverso modo, Sebastiano perché c'è stata una vita insieme a questa donna, Claudio perché è una nuova fiamma, di dare un contributo pulito, onesto, diretto alle indagini. C'era un interesse superiore, quello di ritrovare la moglie oppure l'amica speciale, come la definisce lui. Entrambi però si sono fatti invece portatori di atteggiamenti ondivaghi, di atteggiamenti che meritano di essere sviluppati e che non possono essere relegati alla dimenticanza, relegati al passaggio del tempo, perché sono delle cose che sono successe invece subito, quindi il passaggio del tempo non c'entra nulla. Allora vi dico una cosa, Sebastiano Visintin nei primi giorni di dicembre, quando va la polizia a sentirlo, Sebastiano Visintin nasconde agli inquirenti di avere la disponibilità del magazzino. Lui lo nasconde e lo ammette in modo pacifico nella SIT che poi lui fa il 23 dicembre del 2021. Non era passato tanto tempo. Lui alle prime domande degli inquirenti, che già sapevano che lui faceva questo mestiere per arrotondare, perché Claudio Sterpin lo dice già al 15 mattina, lui nega di avere la disponibilità del magazzino di via Donadoni, invece poi lo ammette nella SIT del 23 di dicembre 2021, giustificando il fatto di dire ho avuto un po' di timore perché faccio il lavoro a nero, avevo comprato tutta una serie di coltelli da un fallimento e quindi non l'ho voluto dire. Quindi questo è un dato importante, cioè gli investigatori vanno la prima volta nel magazzino al 23 di dicembre e non quando gliel'avevano chiesto, e questo è un dato che va giustificato, perché la giustificazione che dà Sebastiano a mio avviso non regge, perché già Claudio l'aveva detto, e poi una volta che gli inquirenti fossero andati in quel magazzino e trovavano i coltelli non c'era niente di eccezionale, perché tutta Trieste sa che lui faceva la routine, quindi non trovavano bomba a mano, Kalashnikov, non trovavano niente se non i coltelli che lui ha sempre detto, e tutte le macellerie e le pescherie lo sapevano, quindi lui lo nega e poi lo ammette soltanto il 23 di dicembre. I consumi, non lo dice Nicodemo Gentile, perché Nicodemo Gentile non può dire cose tecniche che non gli appartengono, ma lo dicono innanzitutto la società che manda la tabella alla questura, la questura fa la verifica, ma adesso lo dice un nostro consulente, un ingegnere, che ha messo la firma ad una consulenza che noi a breve depositeremo in procura, dice che questi consumi, che già ad un non esperto come il sottoscritto leggendo lasciano un po' di riflessione, soprattutto per quanto riguarda le ultime ore della giornata, in realtà questi consumi
quando lui parla di 20 coltelli, per fare 20 coltelli con tutte le operazioni che lui dice lui, non ci vogliono sicuramente 3 ore. Tenete presente, tra l'altro, che Sebastiano Visentini, soprattutto nell'ultima ora, ha dei consumi che sono pari ad un caricabatterie che viene caricato, ad una piccola radio, ad un piccolo frigorifero. L'ultima oretta Sebastiano Visentin sta in un locale chiuso, piccolo, piccolissimo, dove non c'è nient'altro, con dei consumi irrisori, dove non ci sono punti luce, dove non ci sono finestre, ed non è mai successo, guardando indietro, che lui stesse per ben 3 ore in quel magazzino di continuo. Anche se ci fosse una piccola luce, non si capisce cosa fa un uomo con il telefono spento, senza traffico dati, per 3 ore, cosa molto anomala, perché lui 3 ore di seguito in quel magazzino non ci sta mai, soprattutto l'ultima ora, con dei consumi che sono veramente irrisori. Questo confermerebbe che Sebastiano quella mattina non è in quel magazzino. Io non lo so, io le dico con forza che questo è un dato che non lo dico io, ma adesso lo dirà, noi la depositeremo a breve, una memoria alla procura, anche un ingegnere, ma lo diceva già, e lui tra l'altro non c'è stato mai per 3 ore di seguito in quel magazzino, quindi per fare tutta quell'operazione su 20 coltelli ci volete con il telefono spento. Il telefono spento. Allora, innanzitutto bisogna dire che quel telefono si spegne alle 9:12 e si riaccende alle 12:10 e non ha neanche traffico dati, cosa che non avviene quando lui è in via Donadoni nel laboratorio, perché poi nel pomeriggio, quando va là, il traffico dati del telefono è pienamente attivo quando lui sta un'altra quasi 40 minuti in quel laboratorio, cosa che non avviene negli altri giorni quando lui è nel laboratorio, e questo dimostra che il campo c'era, perché comunque il telefono generava tutta una serie di attività. Lui non sa perché, non sa per come, però questo è un dato oggettivo che lo ha scritto il dottor Russo, che è un tecnico informatico chiamato da tutte le procure d'Italia, ha scritto delle cose, le ha firmate e noi le abbiamo depositate. Questo dato, non solo con la scienza, va legato ad un altro fatto, e vediamo un altro elemento. La luce di casa, che sembra un qualcosa che può passare inosservato, invece non deve assolutamente. Perché vi dico questo? Ve lo dico con parole molto semplici. Ma cosa succede? Succede che Sebastiano Visentini a dire in una SIT che lui poi, quando è tornato a casa nel pomeriggio, perché lui rientra intorno alle 2, ha trovato la luce di casa accesa. Bene, noi abbiamo un dato: Liliana esce e nessuno la vede rientrare, quindi Liliana è uscita. Poi la ipotesi ricostruttiva della procura dice: lei ha preso via San Cilino e si è andata a suicidare. Bene, quindi Liliana non torna. C'è la luce accesa. La polizia, gli investigatori, in modo molto attento e molto acuto, quando fanno le indagini, prima che noi potessimo avere l'accesso agli atti, dicono: a nostro avviso vanno controllati i consumi anche di casa. Questa ulteriore indagine non è stata fatta. Però poi cosa succede? Ed è questo importante. Allora, lui nell'ultima ora nel laboratorio ha dei consumi irrisori, però noi abbiamo una SIT di Silvia Radin del 28 dicembre 2021, quindi prima che venisse scoperto il cadavere della povera Lilli, che ci dice che Sebastiano le ha riferito che lui la mattina del 14 intorno alle 10:30 è rientrato in casa a prendere la bicicletta. Però qualcuno potrebbe dire: ma Silvia Radin ce l'ha con Sebastiano, si è inventato questa balla. È vero anche che Silvia di balle non ne ha dette, soprattutto in quel momento non aveva motivo di dirle, anche perché lei non sapeva cosa avrebbe detto Sebastiano successivamente, perché poi non conosceva gli atti. Però la cosa importante, importantissima, è che è Sebastiano Visentin che dice che la mattina è rientrato a casa, perché quando viene sentito non da Nicodemo Gentile, non in televisione dove ognuno può dire quello che vuole, ma dal signor procuratore capo e dalla dottoressa PM, sostituto procuratore, dottoressa Kergia, lui nelle SIT del 28/11/2022, 28 novembre, dice che lui è tornato a casa a mezzogiorno, massimo mezzogiorno e mezza. Allora, siccome non c'è infrazione nella casa di Liliana, noi
ripetiamo quello che già aveva intuito la polizia. Andare a vedere se alle 8:30, 9 meno un quarto, quando Liliana è fuori, che consumo c'era, e quando parte questo consumo, se c'è stato, perché qualcuno la luce l'ha lasciata. Se l'è dimenticata Liliana quando è uscita, e quindi noi dalle 8:43 finché non rientra Sebastiano dovremmo trovare un consumo costante, uguale, perché oppure a metà mattinata qualcuno è rientrato. Tant'è che è Sebastiano che si colloca a casa, perché al procuratore e alla dottoressa Kergia dice: io sono rientrato il 28/11/2022 intorno a mezzogiorno. A Silvia Radini le dice alle 10:30. E vedete che sono tutte delle valutazioni che devono essere inevitabilmente fatte nel loro interesse. Sebastiano Vicentin ha sempre sbandierato, l'ha fatto lui di sua iniziativa e ci mancherebbe, avrà i suoi motivi, ha sempre parlato di avere un alibi di ferro, ma in realtà non è vero, non è assolutamente vero, perché lui alle 9:04 è in via Carducci 29, viene localizzato in via Carducci 29 e Lilli, se realmente è andato alla Guind, in quell'ora poteva essere in via Cesare Battisti. Diteci qual è la distanza tra via Carducci e via Battisti. Sebastiano e Lilli potenzialmente potrebbero essere nello stesso posto. Alle 8:24 del 14 Sebastiano Vicentin è nella zona di casa, tant'è che ci sarà, speriamo che si possa fare, una verifica tecnica di meglio poter individuare in modo sempre più stretto la posizione dei soggetti, perché le 8:24 sono molto vicine, molto prossime a quelle 8:22 che è la telefonata di Steppini. L'ultima cosa su Sebastiano Vicentini che è questa: se qualcuno può pensare che ci sia la difesa di Sergio, tutto un gruppo di soggetti che ce l'abbia con lui, beh, lo può pensare liberamente, è assolutamente non veritiero il dato e per noi parlano gli atti, però lo può pensare. Però Sebastiano Vicentini un po' di bugie l'ha dette anche al signor procuratore, alla dottoressa Kergia, ma anche ai poliziotti, perché sul cordino lo scontro non è tra Nicodemo Gentile, Sergio o chiunque altro, ma ai poliziotti dice la bugia, perché delle due l'una: o dicono i poliziotti che non hanno visto bene o ha ragione lui. Così anche come i soldi contanti che ha in casa, in quel momento la bugia la dice rispetto a dei poliziotti che hanno fatto anche delle verifiche. Il cordino, perché siccome siamo di fronte sia a Claudio sia a Sebastiano, uomini dalle verità progressive, sul cordino di marzo Sebastiano dice che quel cordino è stato sempre in quel cassetto e non c'è stato, mentre i poliziotti avevano fatto più verifiche e dicono, ma lo dicono, lo scrivono, lo ribadiscono, io potrei fare i nomi dei poliziotti che hanno fatto le verifiche, che quel cordino non c'era mai stato, perché loro avevano ispezionato quei cassetti. La casa di Sebastiano Vicentin non è la Reggia di Versailles. Sui soldi ci sono tutta una serie di soggetti, alcuni dei quali hanno visto dei soldi in contanti, che poi lui l'ha detto più volte anche in televisione, alcuni che l'hanno scritto, lui ha chiesto a dei soggetti di tenere dei soldi in contanti e da verifiche fatte anche dagli investigatori si dice che c'erano dei soldi in contanti. Quindi non è solo lo scontro tra un blocco di soggetti che ha deciso di schiacciare Sebastiano Vicentini, cosa non veritiera, sicuramente non è vero per quanto riguarda Sergio Resinovic e Nicodemo Gentile, ma ci sono dei momenti in cui lui entra in contrasto e mette anche in discussione gli accertamenti fatti dai poliziotti. In sostanza Nicodemo vuole verificare se, quando si abbassano definitivamente i consumi in via Donadoni, avviene l'innalzamento dei consumi in via Verrocchi, il che significherebbe che Sebastiano è andato via dal magazzino ed è veramente tornato a casa presto. Noi non possiamo fare dei vasi non comunicanti, l'indagine è proprio questi pezzettini insieme. Io lo dico per me, perché non mi permetto di suggerire niente agli investigatori che sono più esperti e qualificati di me, però è importante questo percorso, e quello della luce di casa era un aspetto di indagine che meritoriamente la polizia aveva detto di sviluppare, ma non è stato fatto. La pista dei soldi contanti è una pista che la diciamo nuova indagine, no? dopo il GIP sta cercando di valutare, e lo faranno sicuramente con attenzione.
Allora, noi dobbiamo innanzitutto risolvere un problema su questi soldi in contanti, capire chi tra Sebastiano Visentini e questo gruppo di soggetti, che ricordo è costituito da persone per benissimo, perché ci sono ex carabinieri, ci sono ex poliziotti, quindi gente che fino a poco tempo prima della scomparsa e poi del ritrovamento del cadavere di Liliana cenava insieme con Sebastiano, stavano sempre insieme. Chi sta dicendo una bugia, delle persone dicono noi abbiamo visto dei soldi, a noi Sebastiano ha detto di conservare in nome e per conto suo dei soldi in contanti. Parte da qui. Allora, per quanto riguarda la pista del casinò, io devo ammettere di non avere elementi personali che possono arricchire l'indagine. Ci rimettiamo, anche perché questo del casinò affonda ad un po' di anni fa il percorso. Io posso dire, questo lo dico, che c'è una persona da sentire per quanto riguarda il mondo degli affari di Sebastiano, dei contatti di Sebastiano, per quanto riguarda anche diciamo gli investimenti che Sebastiano aveva fatto insieme, aiutando e sostenendo, come è giusto che sia, perché si tratta di un papà che sostiene un figlio, il figlio, perché noi abbiamo più volte indicato degli amici di Sebastiano che conoscono, che hanno partecipato a questo tipo di situazioni. Ad oggi la Procura, nonostante ci fossero stati tutta una serie di contatti telefonici, questa persona ad oggi a noi non risulta, però può darsi pure che l'ha già sentito, nella nuova indagine sicuramente non l'ha sentito prima, ed è una pista che sicuramente deve essere battuta. Sebastiano sicuramente ha aiutato e sostenuto il figlio in attività di natura commerciale, che poi sono sicuramente state momenti difficili, hanno passato dei momenti difficili e che inevitabilmente siccome sono nel fascicolo devono essere monitorati i soldi, visto che si tratta di affari, visto che si tratta di attività di imprese che hanno avuto alterne fortune. Quindi questo è quello che io posso dire rispetto alla pista dei soldi. Non posso aggiungere nulla di concreto per quanto riguarda il discorso del casinò. Però c'è un problema intorno al possesso di Sebastiano Visentini, che non dobbiamo mai dimenticare, in alcune trasmissioni televisive ha ammesso il possesso di questi soldi. La cifra è sempre poi una cifra che è sempre mai precisa. Nel fascicolo c'è questa pista. Signori, queste persone, è un ex poliziotto che era molto legato anche a Sebastiano, legato in modo sano, nel senso che si frequentavano, facevano cene, cose belle della vita che capita a tutto fare. Quindi io voglio dire, come Sebastiano il 28/11/2022 di fronte al procuratore capo, alla dottoressa Kerger e degli investigatori, nega assolutamente di aver mai detto a questa persona delle due l'una, perché se questo testimone è uno del marchio di Sebastiano, noi lo dobbiamo sapere. Qualcuno non dice cose vere. Per quanto riguarda la medicina legale potremmo aggiungere tante altre cose, così come potremmo aggiungere lo studio entomologico delle formiche. C'è un doppio video che dura quasi 5 minuti, che in pochi hanno visto, dove siamo proprio nelle immediatezze del ritrovamento del cadavere con degli investigatori, con il medico legale. Si vede perfettamente che ci sono delle formiche attive che purtroppo passeggiano, scusate la brutalità, sul cadavere. Queste formiche hanno un senso, l'entomologia è uno studio che si fa a sostegno della medicina legale, non lasciano dei segni, non lasciano nessun tipo di presenza del loro passaggio. Questa cosa noi l'abbiamo fatta studiare ad una entomologa, che ha detto che due possono essere le soluzioni: o che quel cadavere era un cadavere che non era seducente per le formiche perché era raffreddato, o perché erano appena
arrivate sul cadavere, quindi vuol dire che era stata depositata lì da poco. Se vogliamo parlare degli aspetti della criminalistica e della medicina legale, dal cordino lasso, dal tappeto vegetale, dall'assenza di impronte di liti, dai sacchi neri e ricordiamoci la tossicologia negativa, fa a pugni con la morte da sacchetto, ma questo non sono io a dirlo, lo dice Vittorio Fineschi, poi si sbaglierà, ma per l'amor di Dio ci può stare, però noi abbiamo depositato 10 consulenze, tutti di soggetti che hanno fatto la storia della giudiziaria italiana, e noi non diciamo perché vogliamo la testa di qualcuno, noi lo diciamo perché ci sono tutta una serie di aspetti, ci sono delle opacità, delle ambiguità che ancora non sono state risolte. Quel video è importante perché purtroppo, lo dico con dispiacere e con rispetto, ma lo devo dire perché è il mio ruolo, quel video dimostra in modo forte che l'indagine è partita come una indagine suicidiocentrica. È partito da lì ed è chiaro, perché nel momento in cui poi il cordino, la busta e tutto il resto vengono impacchettati in quello yogurt che era quella sacca che conteneva il cadavere di questa donna che non meritava una fine così crudele, e poi viene riaperto il 10 se non l'11, si capisce che è partita in salita l'indagine. Purtroppo questo è il dato e questo dobbiamo dire. Io sono dell'idea della scuola che l'indagine è un lungo percorso di pazienza e di umiltà, l'umiltà di riavvolgere il nastro e ricominciare tutti insieme a dare significato. Io ci sono nel rispetto di tutti. Il fatto che l'indagine sia partita male l'ha condizionata molto nel suo percorso. Tantissimo, tantissimo. Se si parte male non sempre si può tornare indietro. Questo non lo dico io che non sono nessuno, ma lo dice la storia della giudiziaria. Sterpin si presenta il 15 mattina alla polizia e questo è un gesto di grande forza e va guardato con occhio di favore. Sicuramente non va guardato con occhio di favore il fatto che lui omette, l'omissione è grave come può essere una bugia, di innanzitutto avere un rapporto a suo dire di più lunga durata con Liliana, e omette di dire che si frequentava con la nostra Lilli non solo nel locale di quella sede di quell'associazione, via Pondares mi sembra, o nel Pulmino, ma anche in via Strada per 22 e in un altro posto in via Giulia. Questo noi lo scopriamo e siamo stati noi, e questo dimostra che noi non vogliamo la testa di nessuno. Sergio aveva delle chiavi di vecchie case di Lilli, ma che non erano compatibili con quegli indirizzi, quindi abbiamo cercato di capire gli ulteriori siti che potevano essere compatibili con queste chiavi. Nel fascicolo ci sono queste chiavi, sono fotografate. A quel punto noi abbiamo sentito Claudio, abbiamo fatto delle indagini difensive e poi l'abbiamo subito portate a conoscenza delle autorità durante la fase appunto dell'archiviazione. Perché è importante questo dato? È importante perché va letto in uno con quel percorso della medicina legale da parte dei consulenti della procura che dicono che Lilli è morta il 3, il 2, il 4 gennaio e quindi vuol dire che questa donna è stata in un qualche posto e Claudio con la sua omissione ha impedito anche a suo favore la possibilità di andare in quei posti. Ma attenzione, c'è un dato che per noi ha una certa valenza, perché via Zlata per 22 è vicino, molto vicino a piazza dell'Ospitale a Trieste, dove una donna il 22 dicembre 2021 dice di aver visto una donna con le sembianze di Lilli il 22 dicembre del 2021 intorno alle 9, alle 9:10 del mattino in appunto piazza dell'Ospitale a Trieste. Questa donna poi si reca in polizia e fa la sua dichiarazione. Bene, la polizia quando va a fare gli accertamenti, guarda caso dove va a fare i controlli delle telecamere in un esercizio commerciale, in un'attività commerciale che è in via Strada per 12A. 12A da 22, voi capite che siamo lì
Ma queste sono situazioni che dovevano essere da subito esplorate. Tra l'altro questa donna dice una cosa anche interessante per capire l'approccio, no? Dice: io poi, dopo aver parlato con la polizia, quindi è una donna che ci ha messo la faccia, è una persona per bene, poi può darsi che si è sbagliata, ma guarda caso in via Zlataper c'era diciamo uno dei siti dove si incontrava con Sterpin, e guarda caso noi abbiamo una medicina legale che ci dice che addirittura la donna è potuta morire il 3 gennaio, quindi dal 14 al 3 gennaio, tant'è che nella opposizione che noi facciamo prendiamo un passaggio della procura dove dice: ma non è detto che lei non avesse addirittura la possibilità di lavare i vestiti, oppure che guardasse queste persone che si muovevano quando lei ancora era in vita. Questa donna dice tra l'altro che ha cercato di mettersi in contatto con il marito Sebastiano Visentini. Attenzione, siamo a dicembre, quindi il cadavere ancora non è stato ritrovato, tramite Messenger, e Sebastiano Visentini, questa donna, gli risponde: grazie, gentilissima, quello che ha fatto. Questa ribadisce ancora che l'aveva visto, e lui gli manda quella cosetta là, quel disegnino che si manda su Messenger con il pollice alto più. Sebastiano Visentini non è andato da questa signora a dirgli: ma che è successo, fammi vedere, andiamo insieme, hai fatto una fotografia, mi apposto, ci vado io, non ci vado io. E però guarda caso questa persona viene vista in quella via Zlataper, dove Claudio Sterpin dice di avere un posto al numero 22. Voglio dire, saranno coincidenze, saranno cose infondate, la polizia è andata a controllare e guarda caso va proprio in via Zlataper 12, secondo la nostra ricostruzione, proprio nel quadro di capire i reali rapporti tra Sterpin, Sebastiano Visentini e Liliana. Sarebbe importante, noi l'abbiamo sempre chiesto, finora non l'abbiamo ottenuto, ma continueremo a chiederlo e rispettosamente ci prenderemo i no, sperando che arrivino anche dei sì, perché li stiamo cercando di giustificare in modo oggettivo. Esistono delle intercettazioni che potrebbero chiarire, a nostro avviso, i reali rapporti tra Sebastiano Visentini, tra Claudio Sterpin e la nostra Lilli. La mia collega le ha ascoltate, le ha ritenute rilevanti, tant'è che noi l'abbiamo chiesto alla procura, l'abbiamo chiesto al GIP, ad oggi non l'abbiamo ottenuto perché potrebbero chiarire in realtà quali erano, diciamo, gli assetti in questa vicenda complessa. Queste intercettazioni, ripeto, ascoltate dalla collega, mi sembra ambientali, non lo dico con certezza, esistono, sono due diverse intercettazioni nelle quali c'è questo scambio di, diciamo, versioni che secondo noi devono essere assolutamente acquisite e approfondite, perché potrebbero dare delle risposte. Sono tra persone diverse, anche telefoniche, mi sembra. Esistono le intercettazioni, ma che possono disvelare, a nostro avviso, la reale, o quali erano, diciamo, i reali rapporti di relazione tra questi soggetti. E quindi perché non farlo? Perché l'indagine deve essere un'indagine estremamente completa, e solo così noi possiamo dire Liliana si è suicidata. Il cosa non è chiarissimo, ci sono delle parti dove il contenuto non è intelligibile, di un disvelamento di quello che sono, diciamo, ripeto ancora una volta, i tempi soprattutto di conoscenza, di relazioni tra questi soggetti, e potrebbe aiutarci a mettere sul giusto binario, ecco, la strada. Perché non farlo? Io posso dire di aver conosciuto una persona oggi, mentre magari poi le relazioni di Diana, le relazioni di Sterpin, le relazioni di Visentini, la conoscenza tra le persone, ecco, le relazioni in generale. Io ho una convinzione
che la medicina legale purtroppo non ci interessa più dire come, non potrà essere risolutiva. Quindi la medicina legale deve essere letta come uno degli indizi che vanno letti e messi insieme con tutti questi pezzettini. L'indagine deve essere a 360 gradi. Stiamo chiedendo umilmente di poter arrivare anche all'acquisizione di questo, visto che c'è un interesse superiore, che c'è una donna che sicuramente è morta a malo modo, che sicuramente il suicidio non è convincente, perché altrimenti i GIP non sono persone generose, applicano la legge e leggono gli atti, non hanno fatto un regalo a nessuno, hanno senso di giustizia e hanno applicato la legge, quindi non è che hanno detto 21 punti perché c'è la simpatia. Io dico, vogliamo renderla più completa, con umiltà, noi siamo pronti a collaborare perché non facciamo parte della squadra del suicidio, a cercare di dare la verità e dare un servizio qualificato con la nostra minima collaborazione, con i grandi strumenti, l'esperienza e la qualità degli investigatori di Trieste ad arrivare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.